Duilio, Ines, io immagino che questa terapia di coppia inizi a dare i suoi frutti, no? In qualche modo vi siete riavvicinati un po' l'uno all'altra? Un po' sì, un po' sì. Oh, Partire l'altra sera siamo andati a mangiare la pizza insieme. Che bello, che bello, che bello. Ma una bella uscita di coppia fa bene ogni tanto, no? No, coppia, ieri eravamo una squadra di 20 persone. Sì. Come 20 persone? Ieri eravamo con tutti i parenti, siamo andati ieri alla ficchiatura della nostra... La ficciatura? La ficchiatura della nostra parente, e ora dopo del solito, dopo le ficchiature andiamo a mangiare a pizza. Scusi. A Rosa, che tu presenti a Rosa. No. La ficciatura della Rosa. A Rosa. Quella dell'impresa di Puisie. Non te conosci a Rosa dell'impresa di Puisie? No. È Rosa Pinetta. Rosa Pinetta. E che è l'impresa di Puisie, chiamiamo Rosa Pinetta, e ora Ma si è chi è questa mancata Rosa? l'anno È scorso. una Parente, una parente così. Mancata l'anno scorso, ora che abbiamo fatto la ficchiatura, dopo siamo andati con i parenti a Ma no, mangiare è proprio a pizza. questo il problema. Cos'è questa ficciatura? Ficchiatura? Ha messa poi il defunto. L'officiatura. Lei dice ficciatura. ficciatura. No, lei dice ficciatura, è la stessa cosa. Scusa, ma non c'è un'occasione più bella per trovarsi tutti quanti insieme? Sì, un'occasione più bella per trovarsi, ma io di ficchiatura non ne dovrei essere che più spesso un po' chi è morti che al manco devono Anzi, mangiare speriamo a che pizza. muora qualcuno a maggio perché non abbiamo niente a maggio. Non riuscimo mai a catarsi a maggio. no, ora. ma non mi pare una L'anno scorso seguimmo inventare che si è morta zia Gilda, tanti anni fa, e che abbiamo fatto la ficchiatura il 14 di maggio. E ora siamo andati a mangiare a pizza insieme. Non esiste la zia Gilda? Mai vista sta femmina. Intanto siamo andati a mangiare a pizza. Intanto non mi pare un bel augurio, no? Da fare, cioè che aspettiate che qualcuno muore per poi Guarda tesoro che se no non te cati mica con i parenti a mangiare, provati a invitarli, andiamo io a mangiare a pizza, no non posso, ho un impegno, No, non ho voglia. Ma se che sei il morto ora tutti vieni di sicuro e la gente si muove per il senso di colpa su cui bisogna puntare per organizzare le Anzi, pizze. che dirò di più, ormai mi non si neanche più buono di mangiare una pizza se prima non l'avevo messa. Ecco, vedi? Oh santo cielo, e le organizza sempre lei queste... Mi occupo io personalmente di che organizzare e bravo, prenotare prete, cesa e pizzeria. Ci Che penso brava, mica. che brava. Delle volte mi chiedo chissà quando che moro, chi è che si occuperà di questo lavoretto. Ine, non ti preoccupare che cosa organizzami il catering e cosa chiama il DJ per la festa in piscina. Ti non state preoccupare, dottore è invitato anche a lei. Ah, grazie, non vedo l'ora. Ma come non vedo l'ora, cacaro? Pare che la sera... Copeve!